Verdugo è proprio il nome di mio padre, cioè, per distinguere le casate però c'è questo soprannome, il nostro è Verdugo. Infatti mio papà era conosciuto come Andrea Verdugo, tu dicevi Andrea Masiero, e quindi quando abbiamo avuto questa idea ho dedicato il vino a mio papà perché mi sembrava il minimo da fare. Bianchi, non legno, ma cemento e marmo. Cemento naturale, immagino, non rivestito, non con resine possibili. Sono lieviti indigeni, usiamo mosto, non è che usiamo lieviti da gara. E quindi solo mosto che conserviamo in quei tacchi, qui a 0 gradi, 0,1, in modo che resti liquido, perché lo lasciamo fino a Pasqua lo riprendiamo. Nel frattempo lui ha sedimentato anche la parte fecciosa ed è pulitissimo, e poi innestiamo con l'agitatore. Bene, questo è stato il primo esperimento eravamo a Cissone a un corso di biodinamica con Leonello Anello. Questa relazione che stava facendo diceva: la fermentazione ideale per il vino bianco è la pietra, cioè il marmo, la pietra calcarea. Bellissimo l'idea, però chi è quel pazzo che fa una botte di marmo? E lì è partita l'idea. Selezionate di una cava particolare, che non è una cava qualsiasi, deve avere un certo grado di calcio. Questa è la riprova, sono dei mesi che è lì e tu senti aceto zero. E questo non ha 1 milligrammo di metabisolfito, zero solforosa. Per me, non perché quel milligrammo ti rovina la salute, perché sennò non dovremmo mangiare più nulla. Se cambia il gusto, no? Per me è più buono senso. Ingessa il vino, nel senso non gli dà la forza di reagire. Proprio non esisteva la necessità, perché poi con un terreno così minerale veramente tu la imbottiglia tranquillamente, senza nessun tipo di dopo noi, avendo anche pH acido sui terreni, siamo aiutati tantissimo dall'acidità fissa, quindi